Ed è una possibilità di poter parlare con le persone, capire meglio insomma, le loro capacità, anche sotto pressione. Credo che spesso e volentieri la classe politica ha dato mancanza di comprensione, di conoscenza e di capacità. Sottoporre i prossimi possibili candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali ad un test psicoattitudinale svolto da un professionista esterno ed imparziale. L'idea è stata lanciata dal consigliere regionale Jacopo Berti durante un'assemblea dei pentastellati veneti a Mestre, che inizia il percorso del movimento verso le elezioni di rinnovo di Palazzo Ferrofini. È una possibilità da non escludere anche per il deputato bellunese Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento del governo Conte II. Noi vogliamo avere i migliori candidati, poi che passano per un test come tu l'hai definito o che passano semplicemente per un trovarci insieme attorno a un tavolo, conoscerci meglio, capire ancora di più quale persone possono affrontare un ruolo così importante come il ruolo all'interno dell'area Regione Veneto, per cui sinceramente forse è uscito fin troppo scalpore. Lo scalpore però inevitabilmente c'è stato, anche se non si tratterebbe di una sorta di esame da superare né di un obbligo, ma di una voce in più da aggiungere al curriculum, visto che secondo Berti alcuni candidati passati, pur bravissimi nel loro campo, hanno poi denunciato qualche deficit, ad esempio nel lavoro di gruppo. Per D'Incà il test non rappresenta comunque un tema fondante nel percorso da qui alle urne. Trovarsi insieme a 150 dei nostri migliori attivisti che vogliono partecipare, che vogliono affrontare, aprendoci anche in Veneto a soluzioni anche importanti sotto il profilo anche di coinvolgere i tanti comitati del Veneto, io credo che sia quello il tema principale. Il test mi pare insomma poca cosa rispetto al resto.